Da mesi gli operatori culturali che si occupano di lingua sarda a vario titolo sono in stato di agitazione a causa del muro di incomunicabilità che si è instaurato con la giunta di centrosinistra guidata da Francesco Pigliaru, che di fatto ha azzerato i fondi destinati agli uffici della lingua sarda, ai contributi alle scuole e ai media. Sulla situazione che si è venuta a creare, col serio rischio che quanto fatto in questi anni sul fronte della lingua sarda venga spazzato via, interviene Manca Pro Indipendenza, che da tempo è impegnata sul fronte della valorizzazione e promozione della lingua sarda nelle scuole e nelle istituzioni a tutti i livelli. Al fine di specificare la propria posizione sulla situazione che si è venuta a creare, il movimento ha convocato una conferenza stampa. All'incontro sono intervenuti i dirigenti Pierfranco De Vias e Riccardo Sanna, che hanno riservato dure critiche all'esecutivo regionale, che in campagna elettorale aveva detto di voler puntare sulla cultura e invece sta tagliando risorse in questo settore. De Vias ha ricordato che la lingua sarda è, dopo l'italiano, la lingua più parlata nell'intera penisola, una lingua nazionale del popolo sardo e che pertanto non va trattata come vuole fare l'attuale giunta regionale con gli stessi criteri dell'inglese. Di fatto, secondo De Vias, il sardo in questo momento è lasciato in balia di se stesso. In questi anni sono state tante le scuole che hanno introdotto il sardo nella loro offerta formativa, si è passati da 38 istituti del 2010 ai 241 del 2014, segno che l'interesse c'è ed è forte. La giunta regionale uscente aveva stanziato per il 2014 455.000 euro per le scuole e 1,5 milioni di euro per i media, ma al momento tutto è fermo con gli assessori alla cultura Claudio Affirino e al bilancio Raffaele Paci che si rimpallano le responsabilità. Per Ammanca occorre finanziare un progetto del sardo nelle scuole, espandere l'utilizzo della lingua sarda negli uffici e nelle istituzioni, mentre per i media va richiesto un minimo del 30% di programmazione in sardo al fine di poter accedere ai finanziamenti.